Il caso Grafica Veneta, caporalato, razzismo, marginalità, ma soprattutto lavoro in nero che fece scalpore nel 2021, è oggi anche nero su bianco in un volume promosso dall'Istresco, l'Istituto per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea della Marca Trevigiana, presentato proprio ieri. Lo ha scritto Silvia Ruggeri, 24 anni di Bergamo, che studia antropologia culturale a Bologna. Il titolo Voci da Grafica Veneta, vite e lavoro nel capitalismo contemporaneo, indica subito il taglio del racconto, ovvero la narrazione dal punto di vista di chi quel dramma lo visse in prima linea, ovvero i lavoratori pakistani sfruttati a loro volta da una finta cooperativa di altri pakistani, pagati 2,50 € l'ora quando andava bene e ammassati in 10-12 persone in abitazioni di fortuna. Ed è subito dura Ruggeri quando le si chiede se il capitalismo veneto, macchiatosi così tanto, sia ancora un modello da seguire o se funzioni solo anche grazie a questo tipo di situazioni. Purtroppo, risponde la scrittrice, la studiosa, il capitalismo è anche fondato sullo sfruttamento, ma non è solo veneto. Questo è uno dei tanti casi che sono emersi, ma ce ne sono molti altri, forme diffuse, che convivono con la legalità. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da Nord-Est. Io sono Jack Calcetto, oggi è martedì 26 settembre 2023, la prima notizia del giorno riguarda il lavoro nero, il caso Grafica Veneta che diventa un libro, questo è il titolo sul Corriere del Veneto di oggi, l'articolo è di Elena Dal Forno, Caporalato, razzismo, marginalità, un volume sulla vicenda della coop di pakistani che sfruttava connazionali. Sottopagati, lavoravano per 2,50 € l'ora e vivevano ammassati in 12 per casa. Riepiloghiamo in breve, riassumiamo la vicenda. Il caso Grafica Veneta fece scalpore nel 2021 quando si scoprì che una cooperativa che forniva manodopera all'azienda di Trebaseleghe sfruttava pesantemente i propri lavoratori, tutti pakistani, costretti a stipendi da fame e a turni massacranti. Grafica Veneta, appunto, lo ricordiamo, la grandissima azienda, sostanzialmente una delle maggiori stamperie d'Italia, se non la più grande, che all'epoca aveva decisamente preso le distanze dalla vicenda e dalla cooperativa guidata da persone di origine pakistana che gestiva in appalto una parte della produzione. Questo per quanto riguarda il caso Grafica Veneta, appunto, tra lavoro nero, caporalato e razzismo. Il titolo del libro, quindi, di Silvia Ruggeri è Voci da Grafica Veneta, vite e lavoro nel capitalismo contemporaneo, un libro sicuramente da leggere, ma nel frattempo noi voltiamo pagina e proseguiamo con la rassegna stampa di oggi parlando di fibra ottica. In Veneto mancano operai e famiglie abbonate. Questo è il titolo sul Gazzettino di oggi. Zaia dice: in regione siamo sopra la media nazionale, entro il 2030 l'obiettivo è togliere il rame. Sono stati selezionati nel frattempo 200 disoccupati per i lavori stradali. Non sono mansioni appetibili queste, quelle di posa della fibra ottica nelle aree bianche. Open Fiber ha completato gli interventi in 335 comuni dei 442 del piano Bull, così si chiama il piano per arrivare alla copertura di tutto il territorio. Vediamo la notizia anche sul Corriere del Veneto. Il Veneto digitale procede lento, 3 anni per connettere tutti. Agli stati generali della fibra ottica il punto sul piano Bull e il PNRR che colmano le lacune dei privati. Il commissario Agicom ha detto che è necessario spiegare a famiglie, imprese e PA la necessità non solo di avere la fibra ma di attivarla. Alcuni non lo fanno per problemi economici, ma molti non lo sanno. Il piano per la fibra, partito nel 2015 col governo Renzi, nel 2015 creando Open Fiber, detenuta interamente da Enel, il governo di Matteo Renzi prevedeva di portare la fibra ultraveloce in tutta Italia entro la fine del 2020. Era il piano Bull, banda ultra larga. Si sono accumulati poi ritardi in tutti i cantieri. Le periferie coperte all'80% nelle aree bianche del Veneto. Open Fiber ha completato l'80% del progetto, pari a 8.400 km di infrastruttura in fibra ottica. L'investimento totale del piano è pari a 400 milioni di euro in 335 comuni dei 442 previsti dal piano Bull.
Le grandi città poi sono le più servite, le aree nere del Veneto corrispondono ai 14 principali centri urbani della regione, la fibra arriva all'interno di tutti gli edifici, sono connesse circa 420.000 immobili per un investimento di Open Fiber di 180 milioni di euro. 4.000 chilometri qui di fibra ottica posata. Entro il 2026 le opere del PNRR, il piano Italia 1 giga, è finanziato e promosso grazie ai fondi del PNRR attuato da Infratel Italia, riguarda zone grigie non coperte da almeno una rete in grado di fornire velocità di 300 megabit al secondo, verranno coperti 514 comuni entro il 2026. Parla poi il direttore relazioni esterne e istituzionali di Open Fiber, che dice: i ritardi, i soldi ci sono, mancano però gli operai stradali. Abbiamo informatici e ingegneri, ma è essenziale chi posa i cavi sotto l'asfalto. 200 posti, Open Fiber impiega tra lavoro diretto e indotto 450 persone, ne servirebbero altre 200. L'amministratore delegato nel frattempo era assente ieri e si rincorrono quindi indiscrezioni sull'uscita dal gruppo del CEO Mario Rossetti, che ieri era appunto assente. Nel frattempo è bene chiedersi a cosa serve questa fibra. Risponde sempre il Corriere del Veneto: telemedicina, scuola digitale, smart working e industria 4.0, perché la banda è vitale, non solo serie TV e videogame, ma quanto consumano le nostre abitudini. C'è una infografica con le velocità necessarie e consigliate per tutte le varie attività. Ad esempio, una video chat ha bisogno di minimo 3-5 megabit al secondo, consigliati 10-20 megabit al secondo. Lo streaming in alta qualità minimo 25 megabit al secondo, ma consigliabile almeno 35, e così via. La notizia anche sui quotidiani del gruppo Gedi: la sfida, il Veneto ancora senza fibra, obiettivo 2024 per coprire tutte le aree individuate, infrastrutture realizzate per l'80%, ritardi motivati dall'assenza di lavoratori. Questo è insomma il futuro digitale in regione, che si allontana, o comunque si è allontanato rispetto alla tabella di marcia prevista nel 2015 dall'allora governo Renzi. Voltiamo pagina ancora, proseguiamo con la rassegna stampa di oggi, torniamo sul Gazzettino. In primo piano la questione della migrazione, una notizia che arriva da Venezia: profughi, il pasticcio delle false attestazioni, anzi siamo a Treviso, costretti a pagare 100-200 euro per ottenere la dichiarazione di ospitalità. Il documento viene chiesto dalle questure per il permesso di soggiorno, ma il GUP lo ha dichiarato illegittimo. Assolti 5 richiedenti asilo in buona fede, a processo altri 6 fra italiani e stranieri accusati di lucrare su quel balzello. Ma vediamo rapidamente la prima colonna dell'articolo di Angela Pederiva. Mentre infuriano le polemiche sulla garanzia finanziaria da 4.938 euro, diventa un caso un altro adempimento burocratico a carico dei migranti. Si tratta della dichiarazione di ospitalità, prescritta pressoché da tutte le questure ai richiedenti asilo nel momento in cui presentano la domanda di protezione internazionale. Ormai diversi giudici, anche in Veneto, sia civili che penali, hanno però sancito l'illegittimità di quella imposizione da parte della pubblica amministrazione, attorno a cui peraltro è concreto il rischio di affari illeciti. Lo dimostra il procedimento giudiziario incardinato al Tribunale di Treviso, dove in 6 fra italiani e stranieri sono accusati di aver lucrato sulle false attestazioni, mentre sono stati assolti i 5 immigrati che le avevano utilizzati. Qual è la prassi? Allora vediamo. In sostanza funziona così: l'aspirante profugo arriva in Italia e compila la domanda di protezione in questura, la quale, secondo una prassi diffusa un po' in tutto il territorio nazionale, esige che venga presentata una dichiarazione di ospitalità, cioè una prova scritta del fatto che il soggetto vive nel territorio di competenza di quell'ufficio. Per chi fruisce di una misura di accoglienza, come succede quando si sbarca a Lampedusa e si viene accompagnati in una struttura, il problema non si pone, è il centro stesso a rilasciare
quella certificazione, ma non tutti hanno questa possibilità. Basti pensare ad esempio a cosa accade con gli ingressi incontrollati a nord-est dalla rotta balcanica, per cui capita di ritrovarsi a vivere senza fissa dimora. In assenza di quella carta però la richiesta di asilo non va avanti e il permesso di soggiorno temporaneo non viene rilasciato. Così può capitare quello che si è verificato a Treviso, secondo l'inchiesta della procura avviata dopo la segnalazione dell'ufficio immigrazione e gli accertamenti della squadra mobile scattati ancora 5 anni fa. Insomma, un flusso anomalo di richieste di ospitalità dirette tutte verso le stesse residenze, case disabitate o di ignare famiglie trevigiane, e quindi un sistema di false attestazioni. Questo per quanto riguarda la questione estrema attualità della migrazione in Veneto. In questo caso siamo a Treviso. Chiudiamo la rassegna stampa di oggi con alcune notizie flash. La prima da Venezia, sulle pagine del Corriere del Veneto: turisti cafoni saltano la coda, scoppia la rissa coi camerieri del caffè di Piazza San Marco. L'imbarazzo del video che mostra pugni e spinte per allontanare 4 turisti stranieri. Interviene un assessore della giunta Brugnaro, dice: non dubito che i camerieri abbiano agito in risposta all'inaccettabile violenza dei turisti. Quindi continua ad essere alta la tensione a Venezia per l'invasione turistica. Ancora un'altra notizia flash: morta la donna accoltellata dal marito. Lui dice: è giusto che io stia in galera. Siamo a Maser, l'uomo rifiuta i domiciliari, il sindaco accusa tragedia evitabile, famiglia lasciata sola. Cosa è successo? Domenica mattina a Coste, frazione di Maser, un 74enne metalmeccanico in pensione ha accoltellato al costato la moglie 77enne in condizioni di disabilità. Convinto di averla uccisa, l'uomo è poi andato dai carabinieri a costituirsi. La moglie però non era morta. A trovarla agonizzante sono stati i sanitari del SUEM. La donna, colpita da un ictus, era paralizzata ed è morta poi ieri all'alba. Il marito è in carcere, accusato di omicidio volontario aggravato dal vincolo di parentela. I conoscenti dicono era angosciato per le condizioni di Manuela, ultimamente parlava di fine vita. Vediamo appunto le dichiarazioni del sindaco: non c'è stato il giusto coordinamento tra l'ULSS e i nostri servizi sociali, il caso imponeva una valutazione che non è stata fatta. La notizia anche sui quotidiani del gruppo Gedi: pugnalata all'addome, Manuela è morta. Il marito accusato di omicidio volontario per aver colpito la moglie 77enne, ridotta in stato vegetativo a luglio da un ictus. Era stata dimessa il 23 dall'ospedale, l'assistenza domiciliare non era ancora iniziata. Qui ci sono le parole dell'uomo: ero disperato, la sua non era vita, tenetemi in carcere, me lo merito. Dopo 2 notti insonni, l'operaio metalmeccanico in pensione è prostrato e sotto shock, parla poco e piange a dirotto. Aveva trascorso le sue prime 24 ore a badare in tutto alla moglie con il solo aiuto della figlia. Questo è il titolo sulle pagine dei quotidiani del gruppo Gedi. Chiudiamo la rassegna stampa di oggi con un'ultima notizia flash: l'immagine sbagliata, la foto del Goldoni su Facebook, ma il teatro di Livorno, Zaia nella bufera social. Insomma, un errore da parte dell'infallibile macchina della comunicazione del presidente della regione Luca Zaia, che del tutto infallibile non è. È una soddisfazione celebrare a partire da oggi 25 settembre la riapertura del Teatro Goldoni, scrive così il presidente veneto Luca Zaia sui social. Nulla da dire se non fosse che la fotografia allegata è sì un'immagine della platea e della galleria del Goldoni, ma del Goldoni di Livorno, non del teatro veneziano, struttura a parte del teatro stabile del Veneto. Questa la notizia sui quotidiani del gruppo Gedi. Un peccato veniale, per carità, ma che ha comunque scatenato l'onda social che si è abbattuta sulla fotografia con una serie di commenti ironici. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. A tutte e tutti voi una buona giornata.